Krishna
श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री राधा दामोदर जी की जय, जय श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवश्च श्रीरूपं सगरजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदांसगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च ॐ अज्ञानातिमिरदास्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदाय नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो बोधदाय पुष्पवन्तो चित्रशान्ततमोदो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम एव केवलम
Kalo nastiva, 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 bhattiranyajam. Come di solito quando Krishna era presente a Vrindavana, molti asura venivano a attaccarlo. Kao obično, dok je Krishna bio u Vrindavani, mnogi asure su dolazili u namjeri napasti ga, htjeli su ga ubiti, volevano ucciderlo addirittura. E così anche a questo giorno è venuto un asura di nome Aristasura, che era un amico, un seguace di Kamsa. Tako je na današnji dan isto se pojavio jedan asura po imenu Aristasura, jedan sljedbenik i prijatelj Kamse. E come gli asura che venivano a Vrindavana per attaccare Krishna erano molto potenti, avevano poteri mistici. Kako ti asure koji su bi dolazili nauditi Krishni, pokušati nauditi Krishni, bili su moćni, imali su mističnih moći. Potevano prendere la forma che desideravano praticamente, mogli bi poprimiti oblik koji su željeli. Se ci ricordiamo che Putana è venuta nella forma di una bellissima ragazza, una giovane donna molto bella, molto attraente, così bella che Madre Yashoda pensava che una dea dei pianeti celesti è venuta primjer Putanu, ako se sjećamo iz Šimad Bhagavatama, opis njezin, poprimila oblik prelijepe žene, tako lijepa da je majka Jašoda mislila da je to Božica s rajskih planeta neka došla i tako. E poi alla fine, quando Krishna la uccise, ha assunto la forma mostruosa, molto era gigantesca e poi era molto, molto brutta. I kad je Krishna ubio, popribila svoj gigantski oblik, jako ružan je bilo. Perciò con questi poteri mistici potevano adottare la forma che volevano, addirittura come un asino, come un serpente o altro, come suo primito obbliga magarza, zmije e tako dalje. E questo, a questo giorno allora questo Aristasura ha assunto la forma di un toro. Na današnji dan, znači taj Asura je poprimio oblik bika. E allora quando è venuto a Vrindavana con sua forma gigantesca, che tutta la terra tremava quando entrava, quando è venuto c'avevano paura sul momento, kad je ušao u Vrindavana sve je zemlja drhtala po njegovim kopitima. A Krishna ha capito subito di chi si tratta, Krishna non ha shvatio o čemu se radi. Poi l'ho presa i piedi, no, di dietro, no, quelle posteriori, no? E poi lo lanciò così, onda ga uhvatio za stražnje noge i zavitlo ga, bacio ga. Poi Aristasura si alzò di nuovo, ancora con più vigore attaccò Krishna di nuovo. Ali Aristasura se ustao sa ponosa još više snage pojurio na Krishna. Krishna l'ha preso di nuovo e questa volta
quando lo lanciò, Asura nella forma di toro lasciò la vita. A ovaj puta kad ga Krishna hvatio ponovo i zavitlo, bacio, Aristasura napustio tijelo. Ubio ga. Allora tutti gli abitanti di Vrindavana, i pastori, amici, altri, tutti erano molto gioiosi, cominciavano a glorificarlo e erano felici. Nakon toga svi su stanovnici Vrindavana, pastiri, njegovi prijatelji, svi su bili jako radosni, počeli su ga slaviti, veseliti se. Ma Radharani e le Gopi no, Radharani e Gopi ne. Loro avevano un'obiezione, imali su, što reći, mi su prigovor Krishni, che ha ucciso un toro. Ubio è Vika, il quale rappresenta il simbolo della religione. I predstavlja simbole religiosnosti, religije. Allora hanno detto che si è contaminato, che deve purificarsi. I rekli su da treba se pročistiti, jer se ogriješi ubivši Vika. Ha fatto un peccato uccidere un toro. Allora Krishna a quel momento con il suo piede nel Taira face un buco e chiamò tutte le riviere, fiumi sacri di venire lì. Onda Krishna sa svojom petom napravio udubinu u zemlji i pozvao sve svete rijeke kako bi došle tu. E allora si è formato un lago, un laghetto, e onda si è stvorio jedno jezero, jedno zerzo, nel quale Krishna ha preso bagno, u kojem se Krishna occupò. E come dopodiché Radharani non era ancora contenta. Radharani još nije bila zadovoljna, perché diceva che ma questo è un divertimento, identiamoci bene, cioè Zabhavanyava, che Krishna era orgoglioso da aver chiamate le fiumi sacri, che vi può fare tutto, to može napraviti sve, pozvao svete rijeke, tako dalje. Allora lei si mise a scavare la terra, voleva fare anche un lago. Ha preso il suo braccialetto e ha cominciato a scavare la terra. E le altre Gopi, le sue amiche, quando videro questo, hanno preso anche loro i loro braccialetti e cominciarono tutte insieme a scavare la terra. Radharani onda uzela svoju narukicu i počela strugati zemlju, kopati. I sve njezine prijateljice Gopi, kad su vidjele uz nju, su počele tako strugati isto. E allora volevano riempire con l'acqua sacra. Krishna voleva chiamato i fiumi che entrano nel suo lago. Krishna je pozvao svete rijeke da uđu u njezino jezero, ma Radharani non voleva. No, Krishna voleva dare l'acqua del suo lago. Krishna je htio dati vodu iz svog jezera. Ali Radharani nije htjela, perché è contaminato. Tu sei bagnato da questo peccato che hai fatto, allora non voleva. Se occupa ovaj grijeh što si počinio, to rijeku za okuženo, nije htjela. E cominciavano a prendere l'acqua da un altro lago sacro, portare l'acqua come con le anfore d'oro, portare l'acqua. Poi ci sono nositi sa zlatnim amforama vodu iz jednog drugog svetog jezera. A quel punto i fiumi sacri sono venute tutte davanti a Radharani e sono presentati
chiedendole se possono entrare nel suo lago. E allora Radharani accettò a quel momento. I onda u trenutku kad su sve te rijeke došle i kod Radharani i tražili su, molili da uđu u njezino jezero, onda je Radharani prihvatila. E allora si riempì anche il suo lago. A quel punto Krishna si bagnò in questo lago e tutte le gopi Radharani erano molto felici. Onda se Krishna okupao tom jezeru i Radharani, sve gopi su bile jako sretne. E poi Radharani si bagnò anche nel lago di Krishna, che Krishna era felice anche. E onda se Radharani occupale u jezeru od Krishna i Krishna è bio sretan. Così il nome di lago di Radharani si chiama Radha Kunda e quello di Krishna Shyama Kunda. Jai Shri Radha Kunda ki Jai, Shri Shyama Kunda ki Jai. Oggi è apparizione di Radha Kunda e Shyama Kunda, per quello che abbiamo raccontato in breve questo evento. È un luogo sacro molto molto ambito, come dire, dai Gaudiya Vaishnava. Jako jezero, mjesto hodočašta za Gaudiya Vaishnava jako važno. Perché il lago è molto caro a Radharani. Zato što je to jezero jako drago Radharani. E quando si va a Govardhana Parikram si passa anche davanti Radha Kunda e Shyama Kunda, si fa Parikram anche di questi laghi, Radha Kunda e Shyama Kunda. I kad se ide Parikram napravi to od Govardhana, onda se napravi isto od Radha Kunda e Shyama Kunde. Un luogo molto particolare perché Radha e Krishna hanno avuto molti divertimenti sulle sponde di questo lago. No, Balamatok jezera, Radha e Krishna su imali puno zabava. E molti Vaishnava vivono tuttora questo, c'è una loro bhajana kutir intorno a questi due laghi, Radha Kunda e Shyama Kunda, Dandanas. Mnogi Vaishnava imaju svoje bhajane kutire, no Balama Radha Kunda e Shyama Kunda. Generalmente i devoti vanno a questo luogo quando hanno perso interesse per le attività materiali. Na ta sveta mjesta Vrindavan i Radha Kundu se ide kad je bhakta izgubio interes za materijalni život. Quando non pensa più, quando non ha più desiderio di godere di questo mondo, che nema više želje u životovom svijetu. Va a questi luoghi sacri per cantare il santo nome, per il momento di pievati sveto ime, costantemente, stanno mantati pievati sveto ime. A questo luogo, se uno va, deve sempre cantare il santo nome. Koji na to sveto mjesto treba stalno mantati pievati sveto ime. Non è destinato per altre cose. Tako sveto mjesto nije namijenjeno za druge stvari. Perché se uno facesse altre attività che non sono legate esclusivamente col servizio devozionale
sarebbero offese. Invece di avanzare, farebbe il contrario. Znači, ako nešto sa drugim motivacijama ili ako nije stalno uključen službu posvećene predanosti, ne stalno pjeva, mantra i tako dalje, čini uvredu. Umjesto napreduje, nazaduje. Cioè questi posti sono destinati per le persone che sono già distaccate di questo mondo, no? Che vanno lì giusto così come turisti, e vediamo se poi mi distacco o no. No, già distaccato. Na ta sveta mjesta ne ide se kao turista da bi vidjelo, a možda ću se odvojiti od materijalnog svijeta ili ne. Ne, onaj koji već odvojen ide tamo. E poi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, che era il figlio di Srila Bhaktivinoda Thakura, il maestro di Srila Prabhupada, lui diceva che lui non voleva un Bhajana Kutira Radha Kunda. Io non sono qualificato, degno di essere lì. Lui voleva un Bhajana Kutira ai piedi di Govardhana e andrà a fare omaggi e poi tornare a Govardhana, non stare a Radhakunda. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, koji je sin od Bhaktivinoda Thakura i učitelju Srila Prabhupada, on je rekao, ja nisam spreman, nisam dostojan da imam Bhajana Kutir na Radhakundi. Ja želim imati u podnožju Govardhana. I onda ću odlaziti od poštovanja. I onda se vratiti u Bhajana Kutir ispod Govardhana. Così ci ha dato un esempio che uno non deve essere desideroso di stare lì perché è un posto molto particolare, nel senso è un grande rischio di fare le offese, è più sicuro di stare un po' distante e quando si va con devozione, offrire omaggi, purificarsi, ma non stare sulla punta. Znači davno primjer, da ne smo biti željeli po svaku cijenu biti na Radhakundi, jer je veliki rizik uvreda. Bolje prebivati blizu Radhakunde i odat poštovanje sa posvećenom predanošću. Questo. Addirittura Srila Prabhupada ci ha detto che quando si va a Parikram, quando si va a visitare questi luoghi sacri a Radhakunda, non dobbiamo stare più di un giorno. Prabhupada nama rekao da kad se ide na ta sveta mjesta posjetiti Radhakundu, na primjer, ne smijemo ostati više od jednog dana. Non si deve rimanere più di un giorno. Così. È un luogo molto particolare, molto... Ma questo non vuol dire che uno non ha i benefici se non sta lì. To ne znači da neko nema dobrobiti ako ne prebiva na tom mjestu. Srila Goswami nell'Upadishamrita è spiegato che il luogo più sacro dell'universo è Vrindavana ed è ancora più è Radhakunda. Srila Goswami Upadishamrita ti rekao da najsvetije mjesto u svemiru je Vrindavana, a još više je Radhakunda. Nel Mahaprabhu
personalmente mandato i suoi associati a Vrindavana, Mahaprabhu je osobno poslao neko svojih pratioca da idu u Vrindavana e era suo ordine per trovare i luoghi sacri, nel senso posti di divertimenti di Krishna, per scoprirli, per costruire i templi, da bi mogli otkriti mjesta zabava Krishne, sagraditi hramove, anche per le future generazioni, per il loro beneficio, anche za buduće generacije, za našu dobrobit. Ma questo non vuol dire che ognuno dovrebbe andare lì e stare. To ne znači da svako treba otići tamo i prebivati. Ma a Vrindavana più che Radhakunda, Govardhana più che Radhakunda è più favorevole. Anche se Radhakunda è ancora più sacro. Come mai? Znači u Vrindavanu i u Govardhanu je povoljnije nego biti na Radhakundi. Kako? Ako je Radhakunda najsvetija. Per la ragione che abbiamo detto prima. È così sacro, così elevato, che molto facilmente si fanno le offese. Toliko sveto, toliko je čisto, da se jako lako može napraviti uvreda. Non deve essere libero da tutti i desideri, tutti i pensieri materiali. Zato treba imati oslobođene misli od svih želja materijalnih. Što reći uživanja ikakvog osjetilnog. Che dire di qualche godimento sensoriale o altro. Fa l'offese, va giù, napravi urede di dolje. Ma se lo venera o se lo adora nel cuore e quando l'occasione viene, offre omaggi così, è sufficiente. Ali koga u srcu obožava i kad dođe od poštovanje, je dovoljno. Capito? Poi c'è un'altra particolarità anche in questa linea che noi seguiamo nel Gaudiya Vaishnavismo, nella linea di Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Ima još jedna posebnost u liniji Gaudiya Vaishnavizma, u liniji slijedu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, che il modo di adorare Radha e Krishna, di servire Radha e Krishna, è attraverso il Sankirtan. Način obožavanja i služenja Radha e Krishne preko Sankirtana. Se il devoto canta il santo nome, se il devoto serve Mahaprabhu, cioè aiuta gli altri anche di cantare il santo nome, di conoscere questo movimento per la coscienza di Krishna, questo metodo così facile. Se partecipa sinceramente, secondo sua capacità, avanza molto velocemente e si purifica anche. Ako bhakta pjeva sveto ime, mantra sveto ime, pomaže drugima isto da upoznaju svjesnost Krišne
da oni prakticiraju. Na taj način služe Chaitanya Mahaprabhu. A Chaitanya Mahaprabhu su Radha i Krishna. Chaitanya Mahaprabhu su Radha e Krishna zajedno. Chaitanya Mahaprabhu sono Radha e Krishna insieme. In Kali Yuga è molto facile di adorare Radha e Krishna attraverso Chaitanya Mahaprabhu. In Kali Yuga Yakula Lagano обожавati Radha e Krishna. Perché Chaitanya Mahaprabhu, cross Chaitanya Mahaprabhu. Capito? Per poter veramente servire Radha e Krishna, uno deve essere puro, il suo cuore deve essere puro. Да би некому го стварно обожавати Раду и Кришна, njegovo srce može biti čisto. Non essere motivato dagli altri, non avere altre motivazioni, né imati druge motivacije. Il tempo quando Krishna era presente, lui ha chiesto la Bhagavad Gita. C'è questo verso che dice cosa ha detto Krishna in particolare per poter avvicinare tutti i tipi di religione, di dharma. Krishna sam izjavio Bhagavad Gita. Da osoba treba ostaviti sve vrste dharme, sve vrste obaveze koje ima. Krishna je rekao Arjuni, ostavi sve vrste dharme, sve vrste obaveze koje imaš. Ja ću te zaštititi od svih grešaka ili grešne dijeli koje možeš počiniti ostavljajući svoje obaveze. Nemoj se brinuti, ne boj se. Perché è necessario di abbandonarsi a Krishna. Questo Krishna ha chiesto questo. Krishna je tražio. U Kali Yugi ljudi nisu ni pobožni. Što pričati o predanosti? Kome predanosti? Abbandono ai vizi. No? Il Kali Yuga. Come si possono abbandonare? Come puoi servire Radha e Krishna? In 2 giorni, 3 giorni, un anno tu sei abbandonato, servi Radha e Krishna. Come? Non è così facile. Liberarsi di tutti i concetti, di tutti i vizi. Ostaviti svih koncepata, svih poroka. Ma se uno comincia a cantare il santo nome, sinceramente, gradualmente, se c'è i vizi, se c'è, li lascerà. Ako iskreno počne pjevati i mantati sve to ime, postupno će ostaviti sve poroke. E continua a cantare il santo nome, continua a glorificare il santo nome, leggere Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, parlare delle sue glorie tra i devoti, altri che si interessano, znači redovito pjeva mantra, čita Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, s bhaktama, drugima prenosi koji žele čuti o tome. E con questo metodo partecipa al movimento del Sankirtan, del Signor Chaitanya. Na taj način sudjeluje u pokretu gospodina Chaitanya, Sankirtan. Serve Chaitanya Mahaprabhu. Uno che partecipa, che pratica, serve Mahaprabhu, služi Mahaprabhu. E con questo metodo noi adoriamo Radha e Krishna. Na taj način mi obožavamo Radha e Krishna. Capito il sistema? Il sistema classico è andare in un posto sacro, non minimizzare il sistema classico. Non è l'intento di minimizzare per niente. Umanjiti vrijednost od ljudi koji su odvojeni, koji idu na sveto mjesto matati, pjevati. To stoji. Non minimizzare. Ma dobbiamo capire anche
l'epoca in cui noi viviamo, che non è facile di andare a un posto sacro di un giorno all'altro completamente distaccato da tutti i pensieri, piaceri, idee che c'hai di questo mondo. Danas sutra otične mjesto ostavi se svih misli, razmišljanja, želja koje imamo iz ovog svijeta. Non è facile. Invece, quando cantiamo il Santo Nome, quando pratichiamo la Bhakti, il modo che Chaitanya Mahaprabhu ci ha insegnato, perché se prakticira Bhakti na način koji Chaitanya Mahaprabhu podučio, automaticamente noi serviamo Radha Krishna e nonostante attaccamenti che abbiamo a questo mondo possiamo avanzare. I unatoč vezanosti koju imamo za ovaj svijet možemo napredovati. Capito? Nonostante attaccamenti che ci sono, non c'è pericolo in quel senso lì. Perché Mahaprabhu è venuto per salvare i più caduti, eccetera. Mahaprabhu dosha spasit naipalje. Hare Nam, pieva il suo trime, canta il Santo Nome. Questo. Anche Jagai Madai ha chiesto, Nityananda Prabhu ha detto, cantate il Santo Nome. I Jagai Madai ha visto, pievate il suo trime, canta il Santo Nome. Era possibile di purificarsi, diventare puri devoti. Ili moguće pročistiti se posle sveti čisti bakter. Hare Krishna. Jai Shri Radha Kunda Shyama Kunda Ki Jai, il canto del Santo Nome Ki Jai, Jai Shri Prabhupada Ki Jai, Shri Guru Maharaj Ki Jai, Guru Varga Ki Jai, Gauda Premanande Hari. Da di mangiare, canta tu un pochino. Krishna, che problema? Sì, problema. Jaya Sri Krishna Jai Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Srivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda
tutte le glorie devoti riuniti. Ancora Premanande. Shripada Pramasthantha Swami Bhakti Vakatapati Maharaj ki Jai.